Dopo questa prima ingressione marina nel Triassico, tutta la regione alpina ritorna ad emergere. Ritorna ad emergere e quindi emersione vuol dire erosione e i risultati di questa erosione sono questi conglomerati tipicamente rossastri nella regione dolomitica che sono chiamati conglomerati di Richthofen. Dopodiché abbiamo una nuova ingressione marina, chiaro che inizialmente il mare poco profondo e questo avviene non soltanto su tutte le Dolomiti ma su tutte le Alpi calcaree, quindi fino in Lombardia. Qui in Dolomiti abbiamo questa dolomia con formazione di Contrin, che è quindi una piana di marea in pratica con 1, 2, 3 metri d'acqua al massimo, molto uniforme, quindi dovete pensare a un'enorme piana ricoperta da pochissima acqua, con molte alghe calcaree che costruivano, che davano in pratica il carbonato di calcio che poi localmente viene trasformato in Dolomiti. Dopo questa fase di grande uniformità avviene qualcosa di estremamente importante per la storia dei Dolomiti. Questo equilibrio, diciamo così, si rompe. Si rompe e abbiamo per la prima volta due ambienti molto diversi contemporaneamente, quindi nello stesso momento abbiamo degli atolli, chiamiamoli così, a pelo d'acqua, circondati da un mare decisamente più profondo. Gli atolli sono quelli che daranno luogo ai calcarei, alle dolomie massicce, quelle che oggi sono le Dolomiti, le vere Dolomiti. In mezzo abbiamo invece dei bacini profondi anche 500, 600, 800 metri. In questi ambienti si depositano delle unità, per esempio la formazione di Buchenstein, che è tipicamente scura, che è poi la parte sommitale del Seceda, e in certi livelli possiamo trovare dei resti di pesci. Questo vuol dire che il fondale era abbastanza profondo e povero di ossigeno, tanto che si potevano conservare questi tipi di organismi. Ma in questa unità certamente il fossile più famoso è il famoso Ittiosauro del Seceda, che è stato trovato negli anni 70, sono stati trovati solo alcuni pezzi alla base della parete della formazione di Buchenstein e qui abbiamo quello che è stato trovato appunto 50 anni fa. Molto schiacciato, era un grosso animale, un grosso rettile marino, probabilmente lungo 5 metri almeno, quindi verosimilmente un grosso predatore. Assieme a questi pesci, a questi rettili marini, c'erano anche molte ammoniti, che sono un po' i fossili guida, gli invertebrati guida molto diffusi in tutto il Triassico.